Pranzo politico. Il menù è tutto in un piatto, candidato in salsa, dove la salsa è sempre quella, non c'è ancora un nome. Per la corsa alla poltrona di sindaco la coalizione di centrodestra è ferma. Qualcuno ha provato ad ordinare l'aperitivo delle primarie, ma nulla da fare. Forza Italia si riunisce attorno a un tavolo, in un ristorante non meglio precisato, perché si sa, quando c'è da parlare di piani e strategie è meglio chiudersi in una saletta riservata. Così, mentre il centrosinistra è già in rampa di lancio, il centrodestra non riesce a trovare ancora un asso da calare e mischia e rimischia. Alla fine sembra quasi che voglia confondere le idee agli avversari. Ma le pare che noi potevamo mettere fuori il nostro candidato durante le primarie del centrosinistra, un centrosinistra diviso al proprio interno, i candidati che litigano con progetti di città diverse, assessori che si sfilano addirittura dalle primarie, noi mettevamo fuori il nostro candidato, li ricompattavamo tutti per parlare male del nostro. Insomma, è tutta strategia. Certo, diciamo la verità, la situazione in casa Forza Italia è ancora poco chiara. Gli incontri si moltiplicano, NCD, UDC, Lega, Fratelli d'Italia, e intanto il tempo passa. E più passa, più le primarie diventano un miraggio. Oggi siamo in ritardo e soprattutto vogliamo chiarezza con gli elettori. Noi vogliamo sapere chi è alternativo al centrosinistra a Padova, come a Venezia, come a Roma. Se le primarie si allontanano, dal mazzo l'asso ancora non esce. Difficile che tutto il centrodestra converga su Maurizio Saia e le alternative sono tre: le due Elisabetta, Casellati e Gardini, e l'imprenditore Francesco Peghin, presidente della Fondazione Nord-Est. L'importante è trovare la convergenza su una persona che possa raggruppare tutto quello che è il centrodestra, perché logicamente divisi non si va da nessuna parte. Noi faremo una proposta ai nostri alleati, a tutti coloro che ritengono sono alternativi al centrosinistra. Nessuno ha l'arroganza di dire questo è, questo si fa, e non subiamo neanche discorsi di questo tipo, ovviamente. Ormai però è tempo di dar risposte. Se non sarà il pranzo di oggi dovrà essere per cena o per colazione, ma Forza Italia non può più aspettare, anche perché le crepe nella coalizione si allargano. La Lega pare intenzionata ad andare fino in fondo con Massimo Bitonci. L'UDC, visto che il terzo polo ormai è di Grillo, dovrà decidere se sedersi con il centrosinistra o con il centrodestra, mentre per NCD e Fratelli d'Italia pare più scontata l'intesa con Forza Italia per portare un candidato unico. Insomma, è tempo di tirare le fila. Importanti sono i problemi della città, scrivere un programma perché noi vogliamo che Padova cambi. I problemi sono tanti e sono veri, e quindi individuare la persona che meglio interpreta e unisce tutti.